Signore, signori, benvenuti. Buon pomeriggio a tutti. Grazie per aver accettato l'invito a questa giornata che si presenta e si prospetta davvero interessante e straordinaria. Straordinaria perché non è facile, non c'è sempre l'occasione per affrontare temi così importanti come quelli che questa sera, vedrete, verranno dipanati in una conversazione che non vogliamo venga considerata una conferenza, ma a tutti gli effetti un dialogo, un ricordo, un momento di un'occasione per rivivere pagine storiche della città di Treviso, pagine storiche della nostra comunità nazionale e della comunità alpina in modo particolare. Grazie all'Associazione Nazionale Alpini, alla sezione di Treviso, al gruppo Medaglia d'Oro Salsa Reginato, grazie al Comune, alla Municipalità di Treviso, alla città di Treviso, grazie alla Presidenza dell'Associazione Nazionale Alpini, grazie a tutti voi, a quanti sono voluti intervenire. Vogliamo con serenità trascorrere un'oretta abbondantina, dedicandola a una figura eroica della nostra terra trevigiana. Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi la signora Imelda Reginato, porta fieramente in ogni circostanza che le è data di vivere la medaglia d'oro del suo straordinario consorte. Grazie per essere con noi, signora Imelda. Abituati a vederla in tanti momenti, in tante circostanze, saperla qua, insomma, partecipiamo davvero anche emotivamente. Un grazie particolare al signor Ministro della Giustizia del 19° Governo della Repubblica Italiana. Grazie, signor Ministro Carlo Nordio, nostro concittadino, ma oggi pomeriggio non solo concittadino, fine oratore, persona che in ogni circostanza, in ogni occasione ci regala delle sensazioni e degli spunti da approfondire davvero fuori dal comune. Grazie. Il sindaco della città di Treviso, Mario Conte, grazie per questa magnifica ospitalità. Davvero questa fetta di auditorium, di polo museale Santa Caterina dedicato agli incontri, speriamo si possa allargare, diventi più grande, perché solo entrare mette una condizione di leggerezza e una predisposizione all'ascolto. Al comandante delle truppe alpine, il generale Ignazio Gamba, questo pomeriggio con noi, e anche lui ha un pezzetto di storia da raccontare, una intersezione. Il nostro presidente nazionale Sebastiano Favero, che oggi ha inteso dedicare la mattinata ai lavori del Consiglio nazionale della nostra associazione, ha inteso essere a Treviso in quel percorso di avvicinamento alla 95esima adunata nazionale, quella che vivremo nelle prime giornate di maggio a Vicenza, e che vede in questi momenti, aspettando l'adunata, l'occasione per serrare sotto idealmente, per comprendere e capire che l'adunata non è una kermesse folcloristica, è un momento di intensa partecipazione emotiva di tutto il Paese, della comunità nazionale, attorno a valori straordinari che sono quelli della solidarietà, della serenità, dell'unità di patria, del lavoro, dell'abnegazione, dello spirito che ha contraddistinto una figura ancora così attuale come quella di Enrico Reginato. Prende la parola per i saluti istituzionali il sindaco di Treviso, il dottor Conte. Grazie. Io chiedo anche un applauso per il nostro speaker che fa parte della storia degli alpini, con la sua voce, con la sua passione e con la sua emozione, perché quando si commuove fa commuovere tutti e significa che ha il cuore che parla. Però oggi siamo qui a celebrare
un eroe della città di Treviso, colui che ci ha lasciato davvero tanto. Saluto la moglie e la famiglia, che sono interpreti di valori straordinari che Enrico Reginato ha saputo lasciare attraverso le sue gesta in tutta la comunità trevigiana e veneta, che è orgogliosa di essere rappresentata da figure come Reginato, che hanno saputo interpretare il DNA veneto in periodo di guerra. In prigionia lui ha saputo far venire fuori lo spirito dei veneti, che è uno spirito di solidarietà, di fratellanza, di altruismo, e si è preso cura di tutti, indistintamente, pur essendo in una fase di prigionia. Quel 1954 abbiamo visto nelle foto, c'è una foto che fa la storia della città di Treviso, tutta la città ha accolto il ritorno di Enrico Reginato e tutta la città porta nel cuore le gesta, i valori e la persona di Enrico Reginato. Io credo che aver intitolato il nome di un gruppo cittadino era il minimo, però quei valori si rincarnano quotidianamente nello spirito di servizio che i nostri alpini mettono in campo 365 giorni all'anno a servizio della comunità. Proprio questa mattina, in occasione del Consiglio nazionale, che approfitto ancora per ringraziare e salutare, ho voluto esprimere tutto il mio ringraziamento nei confronti dell'Associazione Nazionale Alpini, che non smette mai di dare, di donarsi, di emozionare, di aiutare, di rendere solidarietà anche un momento di sacrificio. E la domanda che le istituzioni devono porsi è: cosa sarebbe la nostra comunità senza alpini? Però è meglio non cercare la risposta, dobbiamo curarci, sostenere e valorizzare un corpo straordinario nelle persone e nei valori. E devo dire, da sindaco della città di Treviso, che sono orgogliosissimo dei miei alpini, orgogliosissimo di tutto il nostro paese, straorgoglioso di una figura che ha scritto la storia della città di Treviso, della comunità trevigiana, come Enrico Reginato. Grazie di cuore per essere qui a celebrare un eroe cittadino. Grazie di cuore per essere qui a celebrare. Ci vediamo ovviamente a Vicenza. Buona donata a tutti e buon momento di ricordo di una persona straordinaria della nostra comunità, Enrico Reginato. Grazie signor Sindaco. Mario Conte, Sindaco di Treviso. Il saluto cordialissimo e affettuoso da parte di Marco Piovesan, il Presidente della sezione di Treviso. Giornate intense che seguono ad altre giornate intense. E a me piace ricordare, quando vedo Marco, permettetemi che c'è gioventù, c'è l'impegno per il lavoro e si trova anche il modo per avere l'impegno per la comunità, che in qualche occasione dà più grattacapi che non. Grazie mille Nicola, buongiorno a tutti, ben arrivati a Treviso, grazie mille illustri ospiti, siete tanti, fa orgoglio, fa lustro alla nostra sezione. Signora Imelda, piacere sempre rivederla, è veramente l'orgoglio di tutti noi e con la forza che ha ci dimostra che la tenacia dei trevigiani fa sentirsi parte di un paese. Presidente, grazie mille per oggi. Questa mattina il Consiglio nazionale, con i consiglieri qui presenti, ha consolidato ancora una volta l'unione familiare che abbiamo all'associazione con la sezione. I gruppi sono orgogliosi di avervi ospitato, quindi da parte nostra siamo felici di far parte di questa grande famiglia, come era felice Enrico di far parte degli alpini. Lui, quando è tornato, so per testimonianze di persone che sono state accanto, lui si sentiva veramente alpino nella famiglia e lo ha dimostrato fino alla fine, dando anche quell'esempio durante la guerra, durante la prigionia, con l'aiuto fraterno verso tutti, indistintamente se erano italiani, russi, a chi aveva bisogno. Quindi è veramente di immagine, di riflessione
E questo momento di ricordo, di commemorazione, diciamo in un certo senso, deve far sì che tutti noi capiamo cosa hanno vissuto in quei tempi e per evitare che si ripropongano. Purtroppo sappiamo che la guerra in quei posti, proprio a Kiev, dove è stato anche lui prigioniero, la guerra è tornata. Ci auguriamo veramente che in qualche modo possa terminare quanto prima e questa brutta pagina giri e dai spazio a un nuovo futuro, un altro tempo sereno e di pace. Io non mi dilungo oltre, lascio spazio a chi deve intervenire. Ringrazio ancora Nicola e tutti coloro che hanno realizzato questo momento, la mia sezione, i miei consiglieri, il mio vicario che ha dato anima e corpo per organizzare il tutto. Quindi vi auguro di nuovo una buon ascolto e buona partecipazione. Grazie ancora. Grazie. Grazie al Presidente della sezione di Treviso, Marco Piovesan. Signore e signori, arriva un ospite di eccezione. È con noi in questo momento Giuseppe Bassi, il nostro super veterano, 105 anni. Grazie, ci riaccomodiamo, dovrebbe esserci un posto già assegnato. Signor Giuseppe, si accomodi tranquillamente qua. È un grande onore, un grande piacere averlo con noi. 1942, inverno. Siamo nei giorni che precedono Natale, infuria la battaglia e il sottotenente Giuseppe Bassi viene fatto prigioniero in quella che viene chiamata la Valle della Morte. Rientra nel 1946, dopo 4 anni di durissima prigionia nei campi di concentramento dell'Unione Sovietica, nei quali il nostro eroe incontra Enrico Reginato. Prego, io la vorrei qua come testimone di quel mondo. Si accomodi e stia qua insieme a noi. Abbassiamo un po' le luci e guardiamo insieme un filmato che è stato proposto e prodotto dai collaboratori dell'ispettore generale della sanità militare interforze. Abbiamo con noi il generale di corpo d'armata dei carabinieri Vito Ferrara. Oggi il ruolo che ricopre è quello di ispettore della sanità militare e ha preparato un filmato davvero particolare. In silenzio, con le luci basse, guardiamo per quanto ci è consentito. Volte, a battaglioni, a divisioni, con la nebbia, sotto tormente di neve, inferociti, con la cavalleria, i carri armati, i lanciarazzi. Loro, che stavano battendo le armate hitleriane, ci provarono dapprima sicuri, poi increduli, poi esasperati, sempre moltiplicando le forze d'attacco, senza successo. È importante sottolineare che se i russi riuscirono alla fine a sfondare, dovettero, dopo un mese di lotta, rinunciare a cozzare contro l'invalicabile barriera alpina
e premere sulle linee tedesche. Contro i russi, escludendo l'alternativa di darsi prigionieri, mosse il corpo d'armata alpino, una forza che la battaglia, il clima e i disagi di giorno in giorno contrassero sempre di più nel numero, fino a ridurre la disponibilità dei combattenti, dopo la battaglia di Nikolajevka, ad un superstite reparto, armato ormai soltanto del fucile e qualche pallottola. E tuttavia questa forza fu sufficiente a tramutare la ritirata in un effettivo avanzare ogni giorno contro il nemico, vincendo 11 battaglie e subendo contemporaneamente il proprio sterminio. Suscitando al termine di tanto combattere il riconoscimento ammirato e senza precedenti del nemico, Radio Mosca trasmise: soltanto il corpo alpino italiano deve considerarsi imbattuto sul fronte russo. Grazie per la vostra attenzione. A 70 anni di distanza, cosa resta oggi di questa memoria, di ciò che abbiamo visto attraverso queste immagini? Non solamente i libri di storia, resta, insieme con quel compendio che avete avuto in dono oggi grazie alla grande disponibilità e al grande appoggio che c'è stato nell'organizzare questa giornata da parte della famiglia di Enrico Reginato, noi abbiamo un archivio ricchissimo di immagini, di lettere, di appunti, un archivio che ci parla di un uomo, di un pezzetto di storia e di ciò che questa storia ha provocato nel contesto in cui è stata vissuta. Franco Cabrio ci accompagna nella disamina di questo archivio
Studioso, incaricato del riordino e della catalogazione dell'archivio della famiglia Reginato, ci introduce in ciò che oggi abbiamo di una vita intera spesa per gli altri. Per favore, mettete voi a posto le mie carte. Questo è stato uno degli ultimi desideri del generale Enrico Reginato, rivolto alla sua famiglia. Un tale desiderio non poteva essere ignorato. Inizia così, qualche anno fa, il lavoro di catalogazione e cura del suo archivio. Tale archivio si potrebbe leggere da più angolazioni, ma gli storici potrebbero rimanerne delusi. Perché non ci sono mappe, pochissime le foto. È invece l'archivio dei nomi, dei documenti, dei suoi scritti di medicina, delle poesie, delle 1000 lettere che hanno scritto le madri, le famiglie, i parenti, che cercavano da lui notizie dei propri cari, partiti per la Russia e mai più tornati. Il grande album, le foto della sua gioventù, alternando la medicina alla passione per la montagna, con Cino Boccazzi, altro trevigiano doc, fonda la Scuola Nazionale di Alpinismo Dolomitico Invernale Emilio Comici. Inviato in Albania con il primo reggimento alpini dal 23 marzo al 23 aprile del 1941, 30 giorni, ma paradossalmente abbiamo più foto di lui che riguardano questo mese che dei successivi 144 passati in Russia. Riparte da Treviso la notte di Natale del 1941 e raggiunge il suo battaglione, il Cervino, in partenza per la Russia. La mamma: sii prudente, evita i pericoli. Il papà, che non rivedrà mai più, gli disse: preoccupati della salute dei tuoi soldati, alla tua penserà il Signore. In Russia, quindi, da gennaio del 42, ma fu subito catturato il 27 aprile. E fino al 1946 di lui si perdono le tracce, quando improvvisamente arrivano in Italia alcuni messaggi. Il primo comincia così: affido alla provvidenza. E poi altri, fatti uscire clandestinamente, nascosti nei tacchi, nelle ingessature o nel doppio fondo di una valigia di un ufficiale tedesco. In essi vi era la sua firma e l'indirizzo di Santa Bona. E un elenco di nomi di altri soldati italiani che ne condividevano la sorte. Nei gulag, ogni sera, recitava a memoria i nomi dei soldati morti. Reginato è tornato nudo dalla Russia. Gli avevano rubato tutto, ma non la sua memoria e la sua intelligenza. Questo elenco che vedete è stato scritto in Italia, riguarda Oranchi, il campo numero 74. Lui ha voluto essere sepolto portando con sé un pugno di terra di Oranchi. Don Casagrande, nonostante avesse le mani e i piedi congelati, si spostava da un moribondo ad un altro per portare un gesto di conforto, una benedizione. Fu lasciato morire di fame. Reginato e Don Brevi avevano compilato una serie di circa 3.000 nominativi. I russi li hanno sequestrati a tutti e due e mai più restituiti. È rimasto fedele al suo giuramento di soldato e di medico. È stato un eroe, ogni giorno e ogni notte per 12 anni, dentro a quell'inferno dove a Krinovaje si mangiavano i morti dei prigionieri. Al processo contro di lui si è difeso perché capiva e parlava il russo, oltre allo spagnolo, al francese, al tedesco, al rumeno, all'inglese. Dal 1947 in poi riesce a inviare in Italia liste con decine di nominativi. Intanto rientrano a più riprese i generali Pascolini, Battisti, Ricagno e altri prigionieri. Nel 1954 rimangono i 28, gli ultimi. Reginato
non esclude la possibilità che altri italiani siano rimasti in Russia, poiché i tedeschi gli riferiscono di gulag in cui furono visti dei nostri soldati. Le autorità italiane sanno di questi prigionieri, ma sono impotenti. 13 febbraio 1954, 70 anni fa, inizia la sua seconda vita. Finalmente a casa. Da subito arrivano le lettere dalle famiglie dei dispersi che gli chiedono notizie dei loro cari, che descrivono viso tondo, capelli castani, altezza media, alpino, fante, artigliere, nome, cognome, inviano foto. Se per caso lo avesse visto, ci dica per favore. Qualche volta i dati sono scritti anche sbagliati. Reginato risponde una ad una a queste lettere. Dalle madri, eroe della fede e dell'amore, e poi la medaglia d'oro a Treviso e altre onorificenze dai rumeni, dai tedeschi, dal presidente Einaudi. Una lettera sgrammaticata, con scrittura infantile, mancano le doppie, i verbi sono sbagliati, da un'anonima signorina, ma con un meraviglioso cuore di mamma. Una lettera che commuove ancora oggi. Apostolo della carità, ancora da una madre che ha saputo che Reginato aveva assistito suo figlio fino all'ultimo respiro. Abbiamo imparato a venerarvi attraverso quello che tutti i reduci di Russia hanno detto e scritto su di lei. In Italia, a Santa Bona, Reginato aveva compilato 2 rubriche, registrando tutte le lettere ricevute e quelle alle quali aveva risposto. Sono scritte a mano, in ordine alfabetico. Vi sono i nomi, i dati, gli indirizzi, i reparti di soldati e il numero segnato ad ogni lettera. E poi ancora i documenti con i nominativi dei soldati visti morire nei gulag e nei lazzaretti e consegnati al Ministero della Difesa. Così, grazie a lui, i dispersi sono diventati deceduti. Il dottor Citterio era uno dei medici di Oranchi. Di lui e di molti altri si è venuto a sapere della morte grazie a questi documenti. Da Dombrevi, ancora nomi, quelli dei fratelli Fonda Savio, della Iulia. I nomi consegnati nel 1954, quindi, si sommano a quelli che già si trovavano nei primi elenchi compilati dai reduci già rimpatriati, che daranno vita alle prime associazioni dei familiari dei dispersi e dei deceduti in Russia e all'UNIR. Colonnello Scrimin, della Cuneense. Reginato lo ha assistito moribondo. La famiglia di Scrimin ha saputo da questo documento della morte del proprio caro e ringrazia Reginato attraverso alcune lettere catalogate. Ritorneremo su questo documento. La sua firma nelle cartelle cliniche dei lazzaretti. A suo ritorno in patria, Reginato descrive anche il cambio della numerazione dei gulag e anche come si sopravviveva in essi, il vitto, le baracche, l'igiene, la religione, la professione medica. Reginato non c'era già più quando i russi fornirono alle autorità italiane alcuni elenchi battuti a macchina, altri compilati a mano, tutti in cirillico, molti senza criterio, in un voluto e cinico disordine. Alcuni con date di nascita, paternità, luogo di cattura, altri completamente privi di date, con nomi doppi, mescolati ai rumeni, a quelli dei tedeschi. Una prima parte di tali elenchi venne pubblicata in collaborazione tra Onor Caduti, Ministero della Difesa e UNIR. Marsala, ottobre 1957. Sulla zampa di un volatile migratore viene trovato un messaggio: salutate il medico da Treviso. Siamo al polo artico, in 300, Salara, Friuli, Verona, Padova, Rovigo. Reginato afferma:
Probabilmente il messaggio proveniva dalle tundre dell'Asia o dall'isola di Novaya Zemlya. Ancora un campo, quindi. Noi abbiamo trovato in un elenco di nominativi del lager di Novaya Zemlya il nome del soldato Iannini Carlo, che era già apparso nei documenti di Reginato stesso documento del colonnello Scrimin. Reginato aveva saputo dai tedeschi che esistevano altri campi, oltre ai circa 300 già noti, in cui vi erano prigionieri italiani. Afferma anche che è possibile che i campi siano decine di migliaia. Lui lo aveva capito sulla sua pelle. In una pubblicazione si contano migliaia di upravlenie, cioè le direzioni centrali dei gulag, e da ognuna di queste potevano dipendere da 2 fino a centinaia di sezioni, cioè di altri campi. Febbraio 2024, dal cartaceo al digitale. Oggi le rubriche del generale sono state trasformate in Excel. E così le lettere e i documenti saranno a breve accessibili a tutti, poiché sono stati numerati, riordinati, scannerizzati e inseriti collegamenti agli elenchi, ai campi, alle foto, ai gulag, ai lazzaretti. Tutto questo grazie al meticoloso lavoro del generale Lucio Gatti, amico fin dall'infanzia in Via degli Alpini. Grazie anche all'amico Gianni Periz, che quotidianamente ha messo a disposizione il suo immenso e prezioso archivio, e alla sapiente e colta disponibilità del signor generale Marco Ciampini e a Ninì. C'è ancora molto da lavorare, ma io credo che abbiamo esaudito il desiderio del generale Enrico Reginato. Grazie. Grazie al professor questo grande lavoro, per questo impegno assunto nei confronti della memoria del nostro valore generale Enrico Reginato. Esiste un luogo comune che dice: fortunati i popoli che non hanno bisogno di eroi. Non so degli altri popoli, mi scrive Italico Cauteruccio, il nostro generale di corpo d'armata trevigianissimo. Non so degli altri popoli, penso però che di uomini come Reginato c'era e ci sarebbe ancora bisogno. C'è anche un detto anglosassone che recita così: i bravi soldati non muoiono mai perché vivono nel cuore dei loro compagni. Ecco perché Italico Cauteruccio ci sprona a ricordare e a rispettare la figura di Enrico Reginato, e secondo lui questa è la motivazione del fatto che la sua memoria a tutt'oggi non si è ancora spenta ed è presentissima nella comunità trevigiana. E così abbiamo capito che cosa rimane dopo 70 anni di quel compendio e di quella vita. Rimane anche in noi la necessità di approfondire e di modernizzare quella professione militare di medico che in maniera così esemplare ha caratterizzato la storia di Enrico Reginato. Vorrei allora che l'autore di questo filmato, colui che ha suggerito le immagini e la costruzione del filmato precedente, il generale di corpo d'armata dei Carabinieri Vito Ferrara, ispettore generale della Sanità Militare Interforze, ci raggiungesse qua su questo palchetto per raccontarci a modo suo cos'è stata ieri. Generale, si accomodi qua. Come è stata ieri l'esperienza del medico, come oggi la vita del medico militare, che cosa avete provato nel corso delle terribili giornate vissute con il Covid, presentissimo nelle nostre comunità, anche in quella militare. Grazie. Buonasera a tutti. Saluto il signor Ministro, il Sindaco e la signora Imelda con tanto affetto. Parlare di sanità militare e parlare di Reginato mi commuove.
ho 50 anni di servizio e quindi tutta la mia vita, la vita di mia moglie e della mia famiglia è stata divisa con la sanità militare. Quella sanità militare rappresentata così bene da Enrico Reginato. Certo, nel Covid abbiamo lavorato tantissimo e ci siamo messi molto in evidenza, perché tutto sommato la sanità militare è l'unica sanità pubblica, l'unica sanità statale del nostro paese, e quindi quando c'è stato dato l'ordine di partire noi siamo partiti. Così come la notte di Natale del 41 è partito Enrico Reginato, certo in condizioni sicuramente diverse, ma anche tanti medici al giorno d'oggi sono morti di Covid, e li ricordo con tanto affetto, anche tanti medici civili. La sanità militare non è chiusa nelle caserme, la sanità militare è aperta alla popolazione, perché c'è questa attività duale nella quale noi lavoriamo per il Ministero della Salute, lavoriamo per le ASL, collaboriamo con tutti, sia con il nostro policlinico che è a Roma, ma soprattutto con tutte le infermerie, con tutte le nostre strutture. Ma perché è bello essere degli allievi di Enrico Reginato? Intanto permettetemi, so che Enrico Reginato è un alpino e lo sarà sempre, però è anche un po' carabiniere, perché Enrico Reginato è stato 7 anni al comando generale, è stato il primo direttore di sanità, il primo capo del corpo di sanità dell'Arma dei Carabinieri, ed è stato anche il comandante della scuola di sanità dell'esercito che ho frequentato io, il maggior generale Lista, il colonnello Giordano e il generale di corpo d'armata Mammana, che sono qui. Quindi siamo tutti allievi di Enrico Reginato. Questa attività duale Enrico Reginato l'ha manifestata e l'ha evidenziata dopo la prigionia. Lui era anche un docente universitario, eppure ha continuato a rimanere in divisa e ad onorare tutti i reparti nei quali ha prestato servizio fino al momento del congedo. Era una persona che è stato un vero e proprio maestro. Pensate, il 7 marzo prossimo noi intitoleremo la caserma dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, che è il cuore, la caserma più alta della sanità militare, proprio ad Enrico Reginato. Avremmo potuto scegliere fra tante medaglie d'oro, perché ne abbiamo tante nel personale sanitario, ma perché scegliere Enrico Reginato? Perché è importante la memoria ancora attuale di Enrico Reginato? Perché la sua medaglia d'oro non descrive il momento, un atto di eroismo concentrato nel tempo. Non è uno slancio emotivo di un momento, ma la sua medaglia d'oro racconta 12 anni di ordinaria attività di un medico, il medico militare, fatto in modo straordinario. A noi sembra difficile, ma fare l'ordinario in modo straordinario è la cosa più complicata che esista, soprattutto per un medico. E lui l'ha sublimato anche nella sua fede, perché lui non era un filantropo, lui vedeva nel prigioniero, nel malato, il Cristo crocifisso. Noi possiamo essere più o meno cattolici, credenti o non credenti, ma lui vedeva così il malato, come dobbiamo vederlo noi medici, tutti noi medici. E guardate, abbiamo sentito mirabilmente tante belle cose, ma quando mancava la lametta da barba, il pezzo di vetro con il quale lui operava, lui aveva uno strumento stupendo che noi, ed ecco l'attualità e la memoria che io tento anche di trasmettere ai giovani ufficiali medici, lui usava uno strumento stupendo, la relazione come cura, cioè lui trattava il prigioniero, il malato, con umanità, quindi lo trattava con compassione, cioè pativa insieme al malato, con amore, quindi l'amore per i fratelli, quello che poi è condensato nel motto della sanità militare anche, fratribus ut vitam servares. Quindi è la cosa più bella. Pensate che la cosa che tanti colleghi che in questi giorni hanno saputo che sarei venuto qui e della intitolazione della nostra caserma, ricordano tutti che Enrico Reginato, quando c'era una cerimonia, vedeva un ufficiale medico, era lui che si avvicinava all'ufficiale medico e lo salutava per primo. Voi dovete sapere che quando una medaglia d'oro entra in una caserma, ancora esiste questo regolamento, bisogna stare attenti. È lui, la medaglia d'oro, che si avvicinava al giovane collega
per abbracciarlo, per accarezzarlo, per sentirlo vicino, per farsi sentire vicino, come tutti i prigionieri lo hanno sentito vicino perché lo chiamavano il papà dei prigionieri. Vedete, lui, non le ricordo a memoria tutte le parole, ma una cosa molto bella, parlava della priorità gerarchica dell'attività medica. Cioè lui diceva che l'ufficiale medico è importante in patria, ma lo è ancora di più in guerra e per noi nei teatri operativi che purtroppo non finiscono mai. Come lui diceva nel suo testamento spirituale, quella clava di Caino c'è ancora e ancora si abbatte sul fratello purtroppo in modo violento. E lui diceva che c'era questa priorità gerarchica del medico, non una priorità di grado. Lui diceva il medico, anche se è inferiore di grado, è superiore perché cura, assiste, salva le persone di cui tutti hanno bisogno. Ed è questa la cosa più importante, l'insegnamento più importante per noi medici militari di Enrico Reginato. Ricordarsi sempre che noi siamo ufficiali e siamo medici e che abbiamo, un qualcosa in più come Enrico Reginato, cioè noi dobbiamo stare vicino ai nostri soldati, vicino ai nostri malati, vicino ai nostri sofferenti, perché la nostra vicinanza è importante. Avrei tante cose da dire, ma il tempo manca e ci sono tantissimi altri illustri relatori. Io voglio dire soltanto che sono veramente contento di essere qui e mi sento un po' della famiglia Reginato, come tutti gli ufficiali medici, perché dovrei portare i saluti di centinaia di ufficiali medici che sanno che siamo qui. Noi, per quanto riguarda il nostro Paese, come tutte le forze armate, siamo sempre presenti. La sanità militare è sempre disponibile e in qualunque momento ci chiamano, l'abbiamo visto ora anche su nave Vulcano a Gaza, oppure in Libia, in Libano, dove siamo ancora impegnati insieme agli alpini, insieme agli artiglieri, ai fanti, a tutti. Noi ci siamo e ci saremo sempre. Quindi che questa cerimonia e che l'intitolazione della caserma dell'Ispettorato Generale sia un inno alla pace soprattutto. Grazie. Grazie. Grazie signor Generale. Vito Ferrara, Ispettore Generale della Sanità Militare Interforze. Grazie. Io salto i protocolli e invito il signor Ministro a salutarci e a prendere la parola. E lo vorrei invitare con questa frase: sono la vittoria, mia madre fu la guerra, la pace è mia figlia e già assomiglia a mia madre. Signor Ministro Carlo Nordio. Scala pagina. Signor Ministro. Grazie, buongiorno a tutti. Questo è un tributo che non viene solo dal governo italiano che io rappresento, è un tributo mio personale, perché quando il generale Reginato ritornò a Treviso nel 1954, io c'ero, piccolino, ma ero in Calmaggiore e vidi questo corteo immenso di trevigiani che accoglieva questo eroe. E anche se il ricordo ovviamente è sfumato nel tempo, rimane nitida l'impressione di una personalità straordinaria, quale mai Treviso aveva visto. E molti anni dopo, quando Reginato morì, io ero semplice magistrato della Procura della Repubblica di Venezia, andai a omaggiare privatamente la sua salma, che fu esposta nel battistero di Treviso. E pensai che fosse un tributo proprio personale alla virtù civile che io considero
la più alta per un cittadino, quella di servire in armi la patria e servirla tra l'altro in una prospettiva di solidarietà e di amore e soprattutto di coraggio. La vita di Reginato è scolpita nelle rievocazioni che sono state fatte. Oggi vediamo che attraverso la tecnologia possiamo avere e avremo sempre di più accesso a queste fonti di informazione. Tra poco sarà sufficiente cliccare su un bottoncino e vedremo tutto quello che nessuno di noi ha mai visto, perché è stato catalogato, è stato registrato e sarà appunto così accessibile. Ma al di là della documentazione importante per ricostruire fatti che nessuno fino adesso ha mai conosciuto, rimane l'impressione fondamentale che è quella, ripeto, della virtù civile fondamentale di una persona, quella dell'amore di patria e di saper sacrificare in nome di questo valore non solo la propria vita e salute, ma anche la propria, vorrei dire, proprio l'egoismo che ognuno di noi ha dentro di sé, il senso di sopravvivenza, perché Reginato ha dato tutto agli altri, anche quando gli altri sembravano sul punto di morire. Ha dato la speranza quando sembrava che non vi fossero più ragioni per sperare e ha dato fede quando la fede vacillava praticamente in tutto il mondo attorno a lui. È per questo che noi oggi, al di là delle rievocazioni che vengono fatte, dobbiamo tenere presente questo insegnamento che appunto è molto semplice e che si riassume in una frase molto bella del più grande storico, secondo me, dell'umanità, che è Tucidide, che la felicità è libertà e la libertà è coraggio. Grazie signor Ministro. Grazie. E rimaniamo con quel momento di sospensione di fronte a questa profondità, a queste osservazioni, a queste parole. E io vi proporrei di guardare insieme a noi un filmato che è stato realizzato dai componenti della famiglia Reginato. È stato realizzato come un omaggio al nonno ed è uno spaccato di quella vicenda umana trevigianissima, di quell'amore per la propria terra, per le proprie tradizioni, per la propria gente e per i propri alpini. Prego. In questo momento, il momento in cui il ferro spinato dei campi di concentramento diventa solo un ricordo, fa salire agli ex prigionieri le lacrime agli occhi. Ultime notizie dalla Corea, si scambiano i prigionieri e questa è una speranza di pace. Ah, voce senza alcuna speranza, voce del mondo potente, voce dell'ipocrisia che non ha nemmeno il pudore di nascondere la propria spietata indifferenza. A Udine un altro ritorno collegato anch'esso con le vicende della guerra. Quello del secondo scaglione, ufficialmente purtroppo l'ultimo, dei prigionieri di Russia. E anche nel mio paese, che si chiama Italia, tornano gli ultimi prigionieri, una dozzina di uomini dalle facce le cui ossa sono di stupore disseccato, vestiti dei panni che indossano i bambini o i malati, coreani, umili coreani anch'essi, con madri e spose il cui dolore non cessa col ritorno in un giorno di pioggia alla stazione di Udine. Vienna, questo treno è appena arrivato dalla Russia con il suo carico di prigionieri italiani. Saluto del nostro ambasciatore e via verso l'Italia. Dopo 12 anni il colonnello russo abbraccia la figlia e il fratello. Anche il capitano Giovane ha trovato il fratello ad attenderlo. Durante il viaggio il maggiore Massa sacrifica la barba alla libertà. Alla stazione il capitano Magnani può riabbracciare la moglie e il figlio tredicenne che aveva visto l'ultima volta 12 anni fa.
Un gruppo di commilitoni che lo hanno preceduto sulla via del ritorno porta in trionfo il sottotenente medico Reginato. A ricevere i prigionieri a nome del governo l'onorevole Taviani. Ioli ritrova un compagno di prigionia che credeva scomparso. Ad ogni prigioniero è stata assegnata una macchina. In corteo raggiungono il municipio per il benvenuto del sindaco e delle autorità. Padre Alegiani risponde all'affettuoso applauso della folla. Alla stazione di Roma ancora padre Alegiani stringe dal finestrino le mani che si tendono verso di lui. La mia odissea cominciò alla fine di aprile del 1942. Oggi, ripensando ai 142 mesi di prigionia in Russia, alle vicende tragiche che si svolsero sotto i miei occhi, agli episodi di cui io stesso fui protagonista e vittima, ho la sensazione di essere uscito da un lungo incubo. Ora che sono tornato, rivedendo i volti cari di mia madre, di mia sorella, delle mie nipotine, di amici fedelissimi, di tutti coloro che hanno trepidato per me, mi sembra che tutto sia stato un sogno. Intorno alla mia vecchia casa, nella dolce terra trevigiana, ogni cosa mi appare immutata. Gli alberi del giardino, quelli stessi che vedevo da ragazzo, sono in fiore. Oltre il cancello, al di là della bianca strada, si stendono i verdi campi di frumento. A quando mi giunge la voce lontana dei contadini che stimolano i buoni alla fatica. Queste visioni, queste voci, questa pace agreste, sono le stesse di una volta, di 15, di 20 anni fa, e mi chiedo se veramente ho vissuto la grande e terribile avventura conclusasi nel febbraio del 1954. Ma il rapimento dell'illusione è breve. Esattamente presso quel cancello, la sera di Natale del 1941, abbracciai i miei genitori, prima di ritornare al battaglione che si trovava in Piemonte, pronto per andare in Russia. Non è senza emozione che ci si stacca dai propri congiunti nella sera di Natale, per entrare in un reparto che si appresta ad affrontare la guerra. Tuttavia, quella sera mi dimostrai forte. Rammento ciò che disse mia madre. Erano le stesse raccomandazioni che ella mi faceva quando, da studente, partivo per le mie imprese alpinistiche. Sii prudente, evita i pericoli, pensa a noi che aspettiamo il tuo ritorno. Mio padre mi salutò con poche, virili parole, quasi volesse rimproverare la mamma che, abbracciandomi, non aveva saputo nascondere la sua commozione e la sua tenerezza. Preoccupati, mi disse, solo della salute dei tuoi soldati. Alla tua penserà il Signore. Furono le ultime e indimenticabili parole che udì pronunciare da mio padre. Egli morì mentre ero in Russia. Il giorno del mio ritorno a Treviso, piansi, inginocchiato sulla sua tomba. Non aspettava. Questo è l'abbraccio della sua mamma dopo 12 anni. E ho qualche volta bisogno anche di qualcuno che mi dice ma no, ma sbagli o cos'è, perché il vivere con Enrico è stato per me una cosa unica, giustamente. Io non posso né dimenticare né è stata una fortuna, e dico sempre, ma io sono ancora innamorato, è vero che sono ancora innamorato. Testimone di 2 guerre che disse operò solo per il bene dei suoi soldati e della sua patria. In prigionia, in mezzo a della gente che soffre, che muore, che non li può aiutare perché non ha i medicinali, e in quelle condizioni uno è un eroe. Eroe si diventa in 5 minuti, in un'ora, ma essere un eroe per 12 anni.
mormorando, stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo. Avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio verde. Non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi e ad ogni passo coprono una fossa. Fu l'ultimo liberato dei 12 prigionieri dell'Armir, un'esperienza che portava come un fardello ad una celebrazione a Possagno per i caduti in battaglia. Quando trovò dei parenti delle vittime, disse loro: Scusatemi se sono tornato vivo e ho dovuto lasciare in Russia tanti ragazzi che meritavano come me di tornare a casa. Grazie. Immagini toccanti, parole che rimangono sospese come la parola disperso, che hanno il vuoto dentro. Cosa vogliono dire? Abbiamo bisogno nella nostra cultura occidentale di avere un alfa e un omega, di avere una completezza di vita, di conoscere, di sapere, di rendere onore ai nostri caduti, che diventano i nostri eroi, i nostri lari, i nostri penati. Abbiamo con noi oggi il generale di divisione Marco Ciampini, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa. È certo una sigla, ma nei tempi che avanzano una sigla nuova così può dare ed essere davvero esemplificativa e raccontarci di un'evoluzione nel pensiero, di una attualizzazione di quella che è la nostra grande linea dei sacrari. Generale, lei si sta spendendo moltissimo in conferenze, in incontri con i ragazzi nelle scuole, in un ritorno di vivacità all'idea e all'immagine della cultura della nostra comunità nazionale attraverso il ricordo, la commemorazione, la conservazione. E per quel che riguarda noi alpini, attraverso quell'opera di recupero della memoria delle nostre sepolture, e 2 settimane fa anche la messa a dimora di 20 caduti che sono rientrati dalle terre di Russia. Grazie, buonasera a tutti, saluto il signor Ministro, il signor Sindaco, la famiglia Reginato e tutti i presenti. Allora, quando parliamo di memoria, il professor Andreoli, noto psichiatra, collega la memoria strettamente a quello che si chiama l'enigma insoluto, cioè la coscienza, la consapevolezza, cioè coltivare la memoria e coltivare la consapevolezza, quello che non è scientificamente ancora dimostrato. Consapevolezza di che cosa? La consapevolezza del valore, della dignità, dell'umanità, che costoro che sono tornati dalla Russia a quel tempo, ma da tutti i teatri di guerra e anche che cosa? Allora, benissimo. Allora, coloro che sono tornati dai teatri di guerra, quindi non solo dalla Russia, ma dalla Russia, ad oggi parliamo della Russia, coloro che sono tornati danno valore, dignità, umanità, valore, l'abbiamo visto, abbiamo sentito cosa c'è in questa memoria, abbiamo sentito il corpo d'armata alpino può considerarsi l'unico imbattuto, dicono i russi. Io ho lavorato in Russia e ho studiato il russo, che i russi dicano una cosa del genere non è veramente molto facile.
Naturalmente si parla degli alpini, ma si parla anche degli altri soldati che erano presenti sul suolo russo. E addirittura io so di episodi in cui gli italiani hanno combattuto e i tedeschi si erano ritirati. Quindi questa storia, questo chiacchiericcio che ogni tanto si sente della ritirata degli italiani, ma quando mai? Con mezzi inferiori, con mezzi molto inferiori, noi combattevamo sempre, perché gli italiani sono abituati a fare così, a combattere, sempre e con umanità, e questo bisogna dirlo e sottolinearlo, e la memoria deve tener presente questo. E ci sono dei bellissimi racconti di prigionieri italiani in Russia. In Russia gli unici che venivano accolti dalle mamme russe erano i soldati italiani. C'è un racconto bellissimo di questo soldato accolto dalla mamma russa, ed erano gli unici soldati, le uniche nazionalità che i russi, le donne russe accettavano come figli, li prendevano come figli. E questi rapporti sono rimasti addirittura ancora in piedi per un certo tempo dopo la guerra, quindi fenomeni interessantissimi. Tutto questo è la memoria, la cultura della memoria, che è consapevolezza di questi valori, di questa dignità, di questa umanità che non va persa. Ma attenzione, perché la memoria e la consapevolezza di quello che è stato non deve essere una funzione, uso un termine, totemica, cioè non deve essere un qualcosa che serve a noi forze armate per costruirci un'identità così, staccata dalla società. Non deve essere questo. La memoria deve essere qualcosa che è aperta a tutta la cittadinanza, che abbraccia la cittadinanza nel suo complesso. E questo noi oggi, dall'Ufficio della Cultura della Memoria e della Difesa, lo facciamo attraverso lo stretto contatto che abbiamo con l'associazionismo. Quello che dà vigore a questa memoria oggi è la simbiosi, l'unione forze armate, associazionismo. L'associazionismo alpino, ma anche di altre armi, anche di altre forze armate. Gli alpini, io li conosco bene perché non sono alpino, però gestisco dei sacrari dove l'attività giornaliera viene svolta praticamente dall'associazione alpini. E vi dico, in una cerimonia a Cimagrappa, a un certo punto mi dicono ci sono un migliaio di alpini. C'erano questi alpini che governavano l'entrata, l'uscita, l'acqua, le risorse logistiche, l'accoglienza. Quindi, perché questo? Perché la memoria vive di cultura, vive di libri, vive di discussioni, e ci mancherebbe altro, ma vive soprattutto di capacità organizzativa. Alla fine ci vuole anche la capacità organizzativa, cioè ci vuole chi sul campo mette in piedi la struttura organizzativa per tenere in piedi questa memoria, per tenere in piedi le attività legate a questa memoria. E quindi questo le forze armate oggi lo fanno abbracciando l'associazionismo in pieno. Oggi siamo con gli alpini, ma vale anche per tutte le altre associazioni esistenti, e abbracciando la cittadinanza. Prima il professor Cabrio mi ha gentilmente nominato, e lo ringrazio per questo, ma io devo restituire il piacere, nel senso di dire che quando io lavoravo all'ufficio per la tutela della cultura, erano le prime volte, ho incontrato il professor Cabrio, il professor Peritz e coloro, una passione dei civili, che noi consideriamo militari, vediamo i civili, una passione, traslitterare i nomi, la traslitterazione di tutte le attività, elenchi, ma una passione, ecco, questa passione fa memoria anche per chi vede noi, forze armate, noi, membri delle associazioni, una categoria, i giovani, dobbiamo trasmettere questa cultura della e in tutte le maniere possibili. Quindi è bene che questa cultura che oggi si sta
staccando tra i giovani e gli adulti, chiamiamoli adulti, quelli un po' più grandi, va recuperata. Va recuperata come? Attraverso la diffusione di figure come il Reginato, figure ricche di carisma militare, ricche di umanità, ricche di amore. Ma l'amore cozza con la necessità di un militare che deve saper fare la guerra, diciamo la verità? Cozza questo? Non cozza per niente, perché quando un militare va in battaglia, va in guerra, deve continuare a essere un uomo, costi quel che costi. Questa deve essere la differenza tra gli italiani e gli altri soldati. E gli italiani questo l'hanno sempre dimostrato, al di là dei chiacchiericci che ogni tanto si sentono su presunte ritirate inesistenti. E questo è il coltivare, quindi questa simbiosi. Oggi nell'intelligenza artificiale si parla dell'intelligenza artificiale che deve aiutare l'intelligenza umana e l'intelligenza umana che deve guidare l'intelligenza artificiale, e devono agire insieme, una aiutandosi con l'altra, dando un'intelligenza simbiotica. Ecco, questa bellissima figura che oggi va di moda, io la vorrei usare per dire che oggi Forze Armate, cittadinanza, associazionismo, tutti insieme, abbracciati, devono coltivare sempre la memoria, come una memoria simbiotica, la memoria di tutti gli italiani. E figure come Reginato ce ne danno conto, e speriamo che in futuro di poter portare anche alle scuole queste bellissime figure, come stiamo cercando di fare in questi giorni. Grazie, chiedo scusa, sono stato un po' lungo. Grazie. Grazie signor Generale. Nessuna lunghezza, anzi un piacere ascoltarla, un piacere comprendere le dinamiche, i meccanismi attraverso i quali possiamo ricordare ed essere sempre più noi stessi e nella memoria della nostra gente e della nostra comunità nazionale. Io chiedo scusa al geometra Giuseppe Bassi. Le chiedo scusa geometra, ma si sa che lei ha una pazienza infinita, ha un grande sorriso, ha una grande attenzione, una grande disponibilità. Vorrei, se posso, metterla in dialogo con il generale Ignazio Gamba, comandante delle truppe alpine. Certo, assolutamente, facciamo uno scavalco di sedia e invito il generale Ignazio Gamba ad accomodarsi. Perché li ho messi in relazione? Beh, perché ragazzi, un veterano di quella campagna trova vicino il comandante attuale, ragazzi, delle donne e degli uomini delle truppe alpine che continuano a tutelare, continuano a custodire i valori della storia, della patria, degli interessi della democrazia e della comunità nazionale. Credo sia un momento per entrambi e anche per tutti noi davvero molto particolare e singolare. Un brevissimo aneddoto. Io so che ha riprodotto i luoghi in cui è stato detenuto attraverso uno sforzo di memoria. Mi dicono: ho disegnato i luoghi della mia carcerazione e della carcerazione di Enrico Reginato chiudendo gli occhi e muovendo la mia mano appassionata di disegno. Desidero da lei un racconto. Un racconto. Sull'amico Reginato o su quello che le viene in mente in questa circostanza? Ci sono i suoi disegni. Sì.
Non facevano quindi molti complimenti. Grazie. È una carcerazione dura. Come dice? È stata una carcerazione dura. È stata durissima, con centinaia di morti e Reginato che si è, assieme all'amico Ioli che faceva da infermiere, si era dedicato totalmente a curare i prigionieri che avevano preso il tifo petechiale e addominale. Quindi si sono prodigati e anche loro hanno dato aumento, hanno preso il tifo. Quindi sono stati ricoverati in mezzo agli amici che avevano curato. Ecco. Ce l'hanno fatta? E naturalmente sono riusciti a uscirne vivi dopo aver abbondantemente lavorato per curare tutti gli ammalati che avevano tutte le malattie possibili che potevano scoppiare nei campi di prigionia. Il tifo era il principale epidemia che capitava. Ecco. Il saluto di Enrico quando entrava nei corpus, cosa diceva? Enrico quando entrava nei nostri cameroni dove eravamo, diceva: ciao Tosi, mai paura che ne usciremo vivi. E poi anche lui, con l'amico Ioli che faceva da infermiere, ha preso il tifo ed è stato ricoverato e ne è uscito guarito, per fortuna. Ecco. Ma è stato nei campi di concentramento, Enrico è stato un eroe nella sua professione di medico. Certo. Ecco. Ha ricevuto, mi pare, anche un encomio solenne dai romeni. Ricordi l'episodio dei rumeni che si sono inginocchiati davanti a Reginato? L'hanno ricordato? C'erano i prigionieri che si inginocchiavano davanti a Reginato ringraziandolo perché si trovavano ancora in vita dopo di aver ottenuto le sue cure che furono veramente pregevoli, lui e l'aiutante Ioli che faceva da infermiere e che era proprio un professore di lettere. Grazie, grazie signor Giuseppe. Grazie per questa testimonianza, per questa presenza. Montecervino. Io ho un piccolo episodio paesanissimo. Vengo da Sernaglia della Battaglia. Nel 1941 andava alla scuola militare alpina di Aosta il maestro di paese Lino Teofilo Gobato. Arrivava ad Aosta e incrociava nel suo andare nei cortili della Cesare Battisti, incrociava lo sguardo di Enrico Reginato, il quale andava a salutare i trevisani che arrivavano con un gesto affettuoso e Teofilo ricorda, incrociai gli occhi azzurri del professore Enrico Reginato, rimasi profondamente colpito e soprattutto mi apostrofò: Ocio boccia, ocio alla penna, se vedemmo ancora, attento alla penna. E questo viatico gli rimase come imprinting di un motto di serenità e di familiarità.
Incontrò ancora Enrico Reginato durante le attività di addestramento ad Aosta e diceva: quel battaglione era formato da 2 compagnie di persone straordinarie, maestri di sci, rocciatori qualificati, esploratori, personaggi del mondo dell'avventura, e erano benissimo armati, ben attrezzati, sembravano davvero i diavoli bianchi. Satanas Bieli. Attualmente, adesso poi arriviamo a Vino, se esistono ancora i nomi delle compagnie Ranger o l'avevano chiamata Diavoli Bianchi, l'altra per non essere diversi l'hanno chiamata Satanas Bieli. Cosa cambia? Uno italiano e l'altro russo. Scherzi a parte, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, signor Ministro, Sindaco di Treviso, alla nostra tenacissima. Io ho la fortuna di conoscere soltanto dal 1990, poi spiego perché dal 1990, ma c'è un motivo. Il nostro Nicola ci ha voluto introdurre il futuro di questa figura di riferimento che fa parte di una bellissima unità che ancora adesso vuole essere tenuta in vita come nome, perché come non dobbiamo dimenticare le figure di riferimento come esempio di memoria da coltivare, da conservare e da tramandare ai giorni, dobbiamo anche tenere i nomi di questi cervinotti, cosa hai detto? Esperti sciatori e rocciatori. Io vado in giro adesso, sto lasciando il servizio attivo e parlo del mio trascorso, parlo anche degli alpini paradisti di cui ho fatto parte dal grado di tenente, e la costituzione degli alpini paradisti, parlo del loro primo plotone, formato nel 1952, costituito da esperti sciatori, guarda caso, e grandissimi rocciatori. Un po' come il Monte Cervino. Tant'è, ecco che ci siamo, 1 luglio del 1990, è una data che per me ha cambiato tanto in me, tanto nella struttura degli alpini paradisti e tanto anche dell'esercito italiano, perché forse per la signora Imelda quell'anno lì non è un anno che ricorda volentieri, ma per noi invece è un anno fondamentale, perché ci siamo incontrati per la prima volta alla famosa chiesetta di Cervinia, dove ogni anno i cervinotti, solo i cervinotti, vanno a ricordare quelli che non sono tornati. Era una promessa che si erano fatti in Unione Sovietica. E noi ci siamo avvicinati in quel momento lì, noi alpini paradisti, perché per ordine dello Stato Maggiore, no, non mi nascondo dietro gli ordini, ma anche per nostra volontà, abbiamo voluto riprendere e avere il nome del Monte Cervino, allora per quella che era la compagnia alpini paradisti, adesso battaglione alpini paradisti Monte Cervino, perché in un certo senso era un travaso naturale di tradizione, di memorie, di storia e di poter mantenere e assicurare il futuro. Da allora noi portiamo avanti quel nome. La figura di Reginato poi ha sicuramente uno stimolo grande, perché ricorda, non voglio togliere nulla ai carabinieri, ma è stato un alpino. Noi alpini, come il nostro Presidente continua sempre, io e il Presidente continuiamo sempre a parlare di memoria, di valori, credo che tutti i valori di cui tanto noi alpini parliamo, sicuramente Reginato ne era un esempio. 2 ne voglio soltanto ricordare: lo spirito di sacrificio e l'abnegazione. Il motto degli alpini paradisti è Maestrak, che credo che sia una forma dialettale usata da tutti i dialetti del nord Italia. Oddio, a Roma dicono, quindi è la stessa cosa più o meno. Mai stanco, mai mollare, mai smettere. Io credo che Reginato non pensava di dire cose del genere, ma secondo me il tenente Reginato ragionava in quel senso lì, perché si è riuscito a superare 12 anni di privazione e a tornare in Italia e a voler ancora sicuramente fare il suo mestiere di dottore militare, di ufficiale medico militare. Sicuramente era un maestrak, era uno che non ha mai voluto mollare, non ha mai smesso, anche se faceva parte di un battaglione, il Monte Cervino, il cui motto era pista, perché era uno di quelli che so che si metteva sempre alla testa dei soldati, non era chiamato a fare questo, ma mi sembra, credo che sia soltanto propaganda, che faceva praticamente notare in terra di Russia sicuramente qualche cosa, qualche posizione, qualche indicazione topografica, tecnico-tattica e così via. Quindi grazie che ci hai mai dato un ottimo assist stasera, Nicola. Sapete molto bene. Il problema di Nicola è solo uno, che quando l'accendi poi è difficile, c'è problema, stasera ti spegneremo,
Ma hai dato un assist bellissimo, perché quello che ci ha come sicuramente modo di fare, quello di avere riferimento per noi soldati già esiste a livello di unità e che ne ha fatto parte, sicuramente ci consente di portare avanti il nome di questa unità. Grazie Nicola. Grazie comandante. Non poteva essere diversamente, il comandante Ignazio Gamba ha trascorso gran parte della sua vita militare nelle truppe alpine, nel reparto degli alpini paracadutisti, da tenente, vicecomandante di compagnia a comandante di compagnia, comandante di battaglione, comandante di reggimento, e quindi davvero li ha attraversati portando la cultura dell'infaticabile anche oggi all'interno e nel contesto delle nostre moderne unità formate da donne e uomini assolutamente fedeli e pieni di valori, quali sono quelli che abbiamo conosciuto e sono testimoniati dalla figura di Enrico Reginato. Io vi permetto, vi dico, distraetevi un attimo, un applauso al signor Ministro che ringraziamo e un applauso a Giuseppe Bassi. Salutiamo anche il geometra Giuseppe Bassi, grazie geometra, averla con noi è stato davvero emozionante, una grande emozione. Il suo sorriso, la sua disponibilità, Centenario va nelle scuole, porta 105, ma da Centenario va nelle scuole, ha portato la sua parola, il suo sorriso e quello spirito indomito di chi ne ha viste tante nella vita, ma alla fine ha sempre detto mai daur. Mola mia, mola mai. Grazie Giuseppe Bassi. Prego. Reggimento di artiglieria, ufficiale sottotenente dell'artiglieria motorizzata, 120esima. Con la mia collaborazione, perché è nato allora quando sono arrivato io al reggimento 20esimo artiglieria in Riviera San Benedetto. Ecco, chi vuole andare in Riviera San Benedetto può trovare la testimonianza di quanto ci racconta il sottotenente Giuseppe Bassi, classe 1919, classe de ferro. A tutte le malattie infettive non ho preso niente, la mia medicina era muoversi sempre, non mettersi distesi nei nostri cameroni che c'erano letti a castello, 1, 2, 3 piani addirittura, e quindi c'era chi si metteva là e diceva basta che sia finita, io dicevo no, muovetevi, perché se vi adagiate qui si muove. Certo, l'inedia avrebbe portato poi alle conseguenze estreme. Sì, era così. Morti. Ascolti geometra, giusto per arrotondare, così mi dicono però che lei tutt'oggi ha un piccolo segreto, una specie di elisir di lunga vita, non rinuncia mai durante il pranzo oppure a sera a concedersi un cordiale? No, ogni sera Due dita? Due dita e di grappa. Non manca mai. La bottiglia è sempre... Anche col Covid. Ecco, è l'elisir di lunga vita, vedete, evidentemente la razza Piave si nutre e si alimenta con degli elementi caratteristici. Sono arrivato felicemente
Complimenti ai 100 anni. Assolutamente, e 100 e passa, grazie. Mi piace dire 100. È un bellissimo numero tondissimo. Andiamo. Sempre per non fermarsi mai, grazie. La saluto a nome di tutta la nostra platea. Grazie. Ricordare l'amico Enrico Reginato, perché è stato un uomo inimitabile nel curare i feriti, tutte le malattie, tanto è vero che ha preso anche lui il tifo e quindi si è dovuto ricoverare. Grazie geometra. Giuseppe Bassi. Grazie. E io accompagno ai saluti del nostro veterano Giuseppe Bassi, accompagno i saluti a tutti voi, non vi ho dimenticati, un saluto particolare alle forze di sicurezza presenti in sala, un saluto particolare ai rappresentanti della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, un saluto all'Arma Aeronautica e un saluto particolare a tutti quei comandanti che oggi hanno voluto presenziare a questa giornata, vivono la loro vita, la loro esperienza militare non più in forza attiva, in quiescenza. Su tutti saluto Antonino Inturri, veterano del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna, che così riassume e testimonia la presenza di tutti gli ufficiali in congedo. Un saluto particolare, permettetemelo, l'avete sentito nella voce, a Italico Cauteruccio, il generale di Corpo d'Armata Italico Cauteruccio, comune esperienza con quella del nostro generale Gamba. Ricordiamolo, fu grazie alle pressioni e alla sensibilità del generale Cauteruccio che oggi abbiamo un reparto in forza attiva che porta il nome di Montecervino. Proprio alla fine degli anni '80 si impose veementemente chiedendo che almeno la memoria di questo reparto rimanesse, quando si parlava addirittura di sciogliere la Compagnia Alpini Paracadutisti e di portarla a Pisa, farla rientrare nelle logiche dello Stato Maggiore. Il tempo stringe, lo so, e noi ci ascoltiamo il saluto e il viatico da parte del Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini. Con noi Sebastiano Favero, una vita spesa per la memoria dei nostri soldati, per la memoria dei nostri alpini. Quanche acciase tu sei sole e di cur tu preis par mi, il mio spirito allor ti svole, io e la stiele sin con te. Io e la stiele sin con te. La logica del ricordo, la logica della colonna mozza in cima all'Ortigara, per non dimenticare 103 anni, 104 anni di Associazione Nazionale Alpini nella ferma volontà di non dimenticare la nostra storia e di non abbandonare la nostra Italia. Grazie. Abbiamo la stessa età, Bassi. Siamo del 1919 come Associazione Nazionale Alpini. Credo che però oggi sia un momento particolare, un momento, penso, per tutti di grande emozione. È un momento di memoria e di ricordo. Di memoria e di ricordo di una figura come quella di Enrico Reginato, che sicuramente ha lasciato il segno. E lasciatemi un ricordo personale, io sono di Possagno, prima in quel filmato è uscito il nome di Possagno. Io ero un giovane, come dicevano altri,
anzi 1970-71, e ho avuto la fortuna di incontrare proprio Enrico Reginato al Tempio Canoviano, ed è stato un incontro veramente forte e particolare, perché mi ha lasciato il segno di quella capacità di essere uomini, pronti, ma di essere soprattutto, lasciatemelo dire, alpini. Da allora credo che noi abbiamo proseguito, e dico noi parlando dell'associazione, parlando di una realtà che non a caso, lasciatemelo dire, ha dei numeri significativi, e li voglio ricordare qui oggi. 230.000 soci alpini, 80.000 amici ed aggregati. Ma ce l'ha, e ringrazio, ha voluto dirlo, ce l'ha perché gli uomini come Reginato ci hanno trasmesso la forza e la capacità di portare avanti valori che sono fondamentali. Sono fondamentali ieri, lasciatemi dire oggi e domani. E credo che la preoccupazione oggi più forte sia proprio questa. Il messaggio che anche Enrico ci lascia, con quella carica, ed è stata ben detta prima. Io, tra l'altro, nella mia esperienza da alpino, sono stato uno dei responsabili a 50 anni da quella campagna ritirata di Russia della costruzione dell'asilo Sorriso a Roscios. Non abbiamo voluto costruire come alpini un monumento, abbiamo costruito un asilo per i bambini russi. Credo che questo sia il senso di ciò che ci ha trasmesso Reginato, di ciò che ci hanno trasmesso i nostri veci. È la nostra capacità di essere prima di tutto uomini, sia in guerra che in pace. Io credo che questa sia la nostra forza, e guardate, mi ricordo, perché nel 1991, la prima volta che sono arrivato in Russia con questo cappello, mi sono trovato delle donne che avevano qualche anno più di me allora, che mi portavano nell'Isba e mi dicevano alpini Karasciò, cioè alpini brava gente, perché questo era quello che noi abbiamo lasciato anche lì. E allora certamente la guerra è qualcosa di difficile, tremendo, la prigionia. Io ho avuto, grazie alla signora Imelda che saluto e abbraccio di cuore, e me l'ha dato lei, ho avuto modo di leggere il testamento di Enrico Reginato. E allora tu capisci qual è stata la sofferenza, ma qual è stata anche dall'altra parte la umanità, la disponibilità, la forza di guardare gli altri e non guardare se stesso. Guardate che è una cosa fondamentale. Oggi più che mai questa società ha bisogno di uomini come Enrico Reginato, capaci di dare agli altri, non di chiedere per se stessi, di dare agli altri. Io credo che questo sia il grandissimo messaggio che dobbiamo portarci a casa oggi. Saper dare agli altri senza chiedersi né perché e né per come, perché questa è la forza, ed è l'unica forza che può portare, e lo dicono ai giovani che ci sono oggi, la pace. La pace non si fa con le bandiere o con gli slogan, la pace si fa così, sapendo dare agli altri e sapendo essere per gli altri e con gli altri, e questo sono gli alpini. Grazie. Grazie Presidente. Mi corre l'obbligo di estendere a tutti voi i saluti che ci giungono dal Presidente della Regione del Veneto.
scrive, non potendo essere presente in questa circostanza, ma credo che un passaggio sia significativo. A Enrico Reginato non sono venuti meno la forza, il coraggio e lo spirito di sacrificio, svolgendo l'attività di medico negli scenari più cruenti di un conflitto che purtroppo ha segnato generazioni di italiani. È giusto ricordare questo eroe nel 70° anniversario del suo ritorno a casa, un uomo che per tutta la vita è stato impegnato a salvare altre vite umane, non dimentico di ciò che aveva vissuto, ma esso stesso testimone di un passato che ogni giorno ci impone di lavorare per la pace e per il dialogo in ogni aspetto della vita civile e sociale. Ringraziamo il Presidente della Regione per questo messaggio e ci associamo nel ricambiare i graditi saluti. Permettetemi un fuori onda, siamo arrivati a conclusione di questo nostro incontro. Il titolo voleva essere proprio Treviso incontra Enrico Reginato, la nostra comunità. E allora l'Enrico che passeggiava in Piazza dei Signori, l'Enrico che frequentava negli anni 60 e negli anni 70 quella milieu di persone trevigiane che hanno costruito la fama, la bellezza, la generosità, l'ingegnosità della comunità di Treviso e del nord-est. L'uomo che si fermava a prendere un caffè o che alzava il cappello per salutare una signora. Non sono gesti d'altri tempi, sono gesti di quotidiana cultura del savoir, del faire, del modo di essere, del saper fare e vivere, e ci riproponiamo di riacquisire questi modi e questi momenti e ci riproponiamo con un invito a rimanere saldi nei nostri propositi, come lo fate voi nella sanità militare e nell'Arma dei Carabinieri, come lo fanno gli alpini tutti i giorni, che nella articità e nella verticalità continuano a tramandare il segno dei nostri veci. Ricordatevi la dunata di Treviso 2017, l'arrivo della bandiera di guerra del 7° Reggimento Alpini, portata da un alfiere trevigiano che oggi è in missione in Kosovo, ma assolutamente trevigiano. Quindi l'onore e la memoria dei caduti, necessaria e doverosa, proprio per chiudere quell'alfa e quell'omega che la nostra cultura, la nostra tradizione ellenistico-romana, la nostra cultura cattolica ci impone. Il lavoro per continuare ad essere sempre sul pezzo, con umiltà, con semplicità, con modestia, ed è per questo che questa sera andremo ad ascoltare in chiesa San Francesco la serata, il cori dedicati, il coro della Giulia, il coro dei ragazzi che hanno servito nella istituzione Brigata Alpina Giulia, che ci canterà e ci ricorderà, secondo il modo popolare, la storia e la tradizione mutuata dagli alpini nel rigore e nella tragedia dell'inverno e della guerra. E dunque cosa aggiungere? Un ringraziamento a tutti voi, alla vostra attenzione, alla vostra partecipazione, alla vostra convinta presenza, ai miei presidenti di sezione, vedo Conegliano, Vittorio Veneto, vedo Belluno, tanti altri. Davvero grazie a tutti, grazie alla signora Imelda, grazie infinite per la sua presenza sempre e costante. È il segno del destino, evidentemente, non senza aver ringraziato il generale Antonello Vespasiani insieme con la sua famiglia, i componenti della famiglia Reginato, cioè il figlio e la figlia della signora Imelda e del generale Enrico. Grazie a tutti, grazie di cuore, buona continuazione, buon concerto questa sera, se ne avrete voglia e avrete tempo.